Ragazzi, tutti del comandone veneziano, siamo alle semifinali di Team Cazze, sono importanti. Abbiamo fatto un leggero turnover, anche perché proprio il Bayern Monaco ai quarti. Sarà un po' duro. Ok. Eh, Carichiamoli però con un po' di pressione. In casa bisogna fare un buon risultato, raga, perché la Coppa Italia comunque è importante, è sempre un trophy. È un trofeo da vincere. Champions League è chiaro che al 90% ci fermeremo ai quarti contro il Napoli, contro il Bayern Monaco. Allora, incoraggiamoli, attenzione Luis Alberto, subito una bella Lazio. Rigore! No, ma che due coglioni, però cominciare così subito. Rigore concesso ovviamente. Subito Immobile. Immobile versus gol. Veramente Meret non ne para uno. Immobile porta in vantaggio a Lazio. Ah, che palle. Un rigorino così inventato, chiaramente, perché apprensivo Simeone. Attenzione solo Lazio, però non riusciamo a vedere un'azione del Napoli, dai, fioi, madonna. Comunque il Milan ha vinto anche ha giocato il pomeriggio, ha giocato in campionato una partita in più, ma 6 punti di vantaggio, Immobile. No. Speriamo sia fuori gioco. Gol concesso, ma vai a fanculo, ma mai. Il primo obiettivo stagionale se ne va probabilmente. A fare i cambi qua. Entra Osimhen ed entra Pino. Attenzione lui. Osimhen. Osi appena entrato. Osi! E subito la accorciamo. Victor. Osimhen. Bravo Osi, dai. Dai, dai, dai. Kvara è stanco, però Kvara è stanco. Mettiamo Elmas. Lazzari. Dai, non possiamo perdere con due gol di scarto qua. Lazio, dai. Valeri, niente, niente. La Lazio la riserva, Fiore riserva la Lazio, ma porca puttana. Dopo abbiamo Kim fuori, Frattesi. Poi... Niente. Lazio show. Per fortuna la sbaglia. Dai, ragazzi, abbiamo Mario Rui morto, la morte di Rui, Rui finito. Mettiamo Olivera. E mettiamo al posto di Lobotka Demme. La squadra è stanca, la squadra è stanca. Olivera, ti prego, Ndombele, 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 Osi, Osi entra in area, Osi entra in area, Olivera, Olivera, no, Olivera mette il cross, niente da fare, non c'è nessuno, non c'è mai nessuno. Non c'è mai nessuno, sarà Lazio Olivera, chiaramente sarà il gol della Lazio. Olivera, bravo, Rui, c'è Elmas, scusate, Elmas la gira bene ad M, Ndombele, vede Osi, ma sbagliamo l'ennesimo lancio, ancora però Rachmani, Ndombele, Ndombele vede Osi, Osi! Non è fuori gioco mai, non puoi annullarmelo, dai. E la mia annullata, ma dai. Ma non ci credo, ma che sfiga. E quella di Immobile sembrava fuori gioco e gol, il mio contrario. Demmi, recupera ma sbaglia, Luis Alberto, solo paghiamo, prendiamo il gol. Allora, Immobile di merda, gol, ma va a cagare. Adesso glielo dà, vediamo se è fallo. Rete concessa, rete concessa. Vabbè.
Va bene, va bene, va bene. Deve andare così, c'è 2 gol di scarto, difficilmente recuperiamo l'Olimpico. Osi, 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 vaffanculo. No, ancora basta, no, ancora no. Gol, gol, vai Osi, vai Osi. Porca miseria, ma fa sempre immobile, buggato, incredibile. 2-3 però, comunque sarà dura il ritorno. Dai adesso, vai la beffa adesso. Incredibile, perdere così. Pino, vai Pino, immeritatissima sconfitta così bella, mamma mia, fuori di pochissimo. Andate a fanculo. Sconfitta abbastanza inaccettabile. Non mi soddisfa il risultato, si può perdere con la Lazio in casa, dai. Fare abbandono, ciao, sono incazzato. Sarà dura il ritorno. Contro la Sampdoria è chiaro che bisogna vincere per forza perché Milan le vince tutto, ovviamente, perfetto. Cioè, è ovvio. Dai. Il Milan gioca contro il Sassuolo. La vedo dura che possa il Sassuolo fermare il Milan. Vediamo Singo. Lozzi. Lozzi. Osimhen subito Odero sotto il diluvio di Genova al Ferraris. Non giocavo prima, quindi non possiamo neanche vedere gli altri risultati in realtà. Rakbani, vabbè, bisogna vincerla appunto. Siamo a meno a 6 con una partita in meno. Osi, Osi, Osi! Victor! Osi, beh dai. Chiudiamo nel primo tempo così posso fare il turnover per piacere. Subito bel gol di Osimhen. Shingo. Osimhen fuori di niente. Fuori di niente di Victor. Dai ragazzi, su che un gol non basta. Un gol non basta. Mane è già finito. Benissimo. Anche non voglio fare una figuraccia a Monaco. Non voglio fare il figurone. Finisce il primo tempo. Non vi rilassate, raga. No, disinteressato, ma zio Ken. Ma dai. Esce Osi ed entra Raspa. Ostigard per Rachmani. Primi 2 cambi. Dai, addormentiamola, raga. Siamo il Napoli, possiamo e dobbiamo chiuderla così. Mettiamo Dem. Ok. Zielinski fuori di poco. Peccato. Attenzione Villar, ve prego, bravo Meret, però manca ancora tanto, Fiori, ve prego. Chiudiamola così, con il minimo sforzo. Niente, ancora la Sampdoria, ragazzi. Tutti si svegliano contro di noi in sto periodo. Vai Oka. Oka, vede Raspa, Raspa, Raspadori! Cosa ha preso Odero? Cosa ha preso Odero? Mamma mia, oh. Ostigard, Olivera. Olivera vede Raspa, Frattesi, Raspa, niente, non ci arriva. Lozzi, vai Lozzi. Oca forse ha visto niente a sinistra, gioca meglio a destra Oca, forse poco da fare. Guarda che è finita, raga, guarda che è finita, per piacere. Bravo. Vai Shingo, bravo Lozzi.
Lozzi lancia Raspa per chiuderla. Raspa. Fuori gioco. No, regolare. Raspadori. Dai, 3 punti importanti a Genova. Con il minimo sforzo arrivano benissimo. E adesso, ragazzi, c'è la trasferta di Monaco. Sarà durissima, Fiori. Sarà durissima. Avevamo Tedeschi infortunato un giorno, proprio nel giorno della partita, quindi non lo rischio. Chiaramente la titolarissima. E andiamo, raga. Speriamo di fare un buon risultato. Sarebbe bello continuare il sogno della UEFA Champions. Dai, regaliamo un sogno ai tifosi. Siamo all'Arena di Monaco. Siamo con i copyright. Vai, Monaco, va bene. Andiamo con equilibrata, io direi. Non voglio fare il pazzo. Ah no, Arion Ibrahimovic. Ah, scusate. Pioviginoso. Metterei la firma per uno 0-0. Ovviamente non ci sono più i gol in trasferta. Attenzione, Sané, Rachmani. Inizia lo strapotere del Bayern. Attenzione, Goretzka. Boom, fuori. Allianz Arena domina. Anche sono più Allianz Arena, vedo dal nome. Football Arena Monaco. Dai, facciamo un buon risultato. Per almeno avere qualche chance per il ritorno. Sané è bravissimo. Ma Sané, vabbè. Sané scarta tutti. Sané come Maradona, signori. Se ne scarta 2 in un secondo. Sané. Ma cagare. Sané, dai. Numero mostruoso di Sané. Inaccettabile, oserei dire. Non possiamo pretendere di passare col Bayern. Non abbiamo ancora la squadra. Kvara. Dai, Kvara, involati Kvara. Kvara la metti in mezzo, ti prego Kvara, mettila in mezzo, bene! Ma non ci credo, Paino, Osimhen, ma va, madonna che nervi, questa loro la segnavano sicura. Pazzesco, che occasione. I poteri forti non ci vuole, il cupolotto non ci vuole. Sané sembra Maradona, ragazzi. Sané, ma vaffanculo, Sané, ma da. Fine primo tempo 1-0, tutto Sané ha fatto. Squadra anche c'è. Proviamoci, senza paura. Forse vado a migliorare la difesa, però, cavolo. Abbiamo 2 anni, abbiamo questo e un altro. Ancora Sané, fa tutto Sané. Mane, Attenzione, ho niente da fare. Frattesi. Vai Frat. Soldato Kim. Mettetela in mezzo, Anghissà. Osimhen, ma non così troppo elaborata, Rui, ti prego, Rui, Osi. E niente da fare. Beh, forse sta giocando meglio dalle statistiche, ma non stiamo giocando male. Tattiche. Cambiamo qualcosa, mettiamo Okafor per Pino. Poi stanchissimi tutti. Lobotka, mettiamo un Ndombele. Anghissà. Mettiamo Zielinski anche se è un po' infortunato. E basta. Dai, crediamoci. Sono tutti stanchi. 1-0. Poteva andare peggio, un gol da schifo, però dai, cioè, un gol veramente a casaccio, se ne dribbla 2 su rimpale va a segnare, dai. Vabbè, peccato.
Qua siamo sempre una partita in più e il Milan ho paura che... Fortunato quanto? 2 giorni, dai. Comunque, raga, siamo in corsa dappertutto, ma rischiamo di non vincere nulla, Contro il Bayern, abbiamo già giocato con l'Udinese, la partita veloce, il Milan vince, il Napoli vince. Volevo concentrarmi su questa, raga, però sarà durissima. Certo, il campionato è ancora più dura, vince sempre il Milan, veramente. Magari anche la realtà, niente. Dai. Copyright, 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 copyright. Occhio, bravissimo Kim, il soldato. Partiamo bene, Osi, Osi in mezzo, Osi in mezzo. Noi che fa un rinvio lungo 1 chilometro. Di Lorenzo, Lobo, Anghissà, Rachmani, siamo partiti bene. Primo minuto subito, Kvara, Rui. Kvara ancora, Kvara, niente da fare. The Champion. Ancora recupero di Anghissà, bel Napoli. Osi, ma il Bayern è una muraglia. Anghissà, no! Abbiamo il portiere a difesa che fa cagare, purtroppo. Occhio, traversa. Traversa del Monaco. Proviamoci, Beppe, proviamoci. Non è impossibile. Jeremy, Pino, Kim. Sì, però sembra che non possiamo segnare, ragazzi. Veramente, solo perché si chiama Bayern Monaco devono vincere loro. Pino, ancora niente da fare. E chiaramente si invola il Bayern. Recupera Cavani, dominiamo noi, ci siamo solo noi in campo. Ma non basta, Meret. Rachmani, Anghissà, Perosi, ti prego, Osi. Niente. Incredibile, incredibile. Guarda come difendono sti qua. Vai. Mi sembra un po' stracciatella. Kvara, ti prego, Kvara. Pino, Paino. Ancora Neuer, basta. Queste parate impossibili. Bravo Meret, ma stiamo dominando, ragazzi. Stiamo dominando e non basta. Meret. Per Paino, vai Paino. Paino si invola. Paino, niente. Ancora Bayern. Goretzka per essere neutro di un gol beffardo. Gol, ma vaffanculo. Loro fanno un tiro un gol, così. Neuer le para tutto, ovviamente. Un gol basterebbe per capire. No, vabbè, basta. No, sono tutti i coglioni, sono sincero. Basta, non può pararle tutte. È impossibile che le para tutte andate e ritorno. Tutte parate. Deve passare per forza il Bayern. E vabbè, avevamo Meret che è un portiere, ragazzi, ridicolo. Sono addirittura apprezzato in Serie A. Boh. Dai, un rinvio serio. Vai, Kvaradona. Kvara. Mettila in mezzo, Kvara. No, vaffanculo. Dai, che è meritatissimo. Osimhen, bravo. Bravo, Victor. Fa tutto Kvara, però, grande Kvara. Sì. Ce l'ho me, è frustrato. Ma perché frustrato? Di Lorenzo, stiamo dominando, Zielinski. Il Napoli domina, ma non basta. Kim, Rachmani. Da Di Lorenzo che fa bellissimo. Cosa che la... Kvara! Poi anche questo. Che bello. 10 tiri a 3, 11 tiri a 3. Dominio Napoli, ma comunque siamo messi male. Sfortunatissimi, ragazzi. Un tiro hanno fatto questo. Sì, un tiro in porta uno. Perché possiamo vincere, madonna, dobbiamo fare il miracolo di una semifinale di Champions. Kim, soldato Kim, Lobotka. Di Lorenzo. Dilo per Jeremy. Kvara. Niente.
Anche sa. Vabbè, che cazzo fa da là? Casino puro, Sané. Ancora Napoli, però Rachmani. Il Maradona veramente è il 12° uomo. Grazie, tifosi. Lui per Kvara in mezzo. Sì, beh, uguale all'1-0, 1-1. Cosa? Vai, va, dai. Basta, cavolo. Bravi, raga, bravi. Mamma, cosa ha fatto Kvara, però, ragazzi. Kvara è qualcosa di illegale in 52 stati. Stiamo dominando. Hanno fatto solo un tiro in porta. Hanno fatto solo un tiro in porta questi. Tattiche. Esce Pino ed entra Okafor. Mettiamo Frattesi per Anghissà e al posto di Inzerischi in Dombele. Per piacere, ragazzi, si può fare, non è impossibile, si può fare. No, esce la punizione a caso. Incredibile. Possibile di giocare così. Allora, lasciamo perdere, non aggiungo altro. Meritavamo di noi di passare, vincono loro per la punizione a caso. Purtroppo è così, devi per forza perdere, c'è poco da fare. Non c'è verso, soprattutto il primo anno della Champions la puoi vincere, mai. Raga, dopo le delusioni di Coppa, vediamo cosa riusciamo a combinare. Sconfitta che dopo non mi va giù perché l'abbiamo dominata. L'andata, ok, un po' meno, però il ritorno, ragazzi. Dai. Faraoni, adesso vedo Verona che corre il triplo. Vai, vai Faraoni, il nuovo Cafu. Veloso. Occhio Tamese. Maledetto, non mi può far cagare. Cioè Neuer le bloccava tutte, sto qua non ne blocca una. Ah, non ne blocca una. Devo ancora vedere l'azione del Napoli, perfetto. Comunque scontro romano, Milan-Lazio, Roma-Inter. Vara, bravo. Anghissà. Pino di testa, Jeremy. Pino, 1-0. 1-0 del Napoli. Non si riusciamo a chiuderla. Kim, Lobotka. Vede Rui. Rui per Kvara, Kvara mettere in mezzo dalla Rui. Rui, Osimhen. Boom boom. 35esima parte stagionale. Per un fenomeno che si chiama Victor Osimhen. Buon 2-0. Rachmani, Zelinski, Osi. Osi per Anghissà. Boom, in curva. Piede fatato di Anghissà. Ceccherini, il check. Per Valleoso. Bravo Pino. Osimhen. Di Lorenzo. Dilo, vai Dilo. Zelinski. Osimhen, triplettone. Niente da fare. Zelinski. Kvara. Osimhen. Mamma mia. Finisce un ottimo primo tempo. Ok. Mini turnover. Aspa. Al posto di Kvara mettiamo Okafor. E Pisci si chiama proprio l'attacco, dai. Se non riusciamo a ottenere 2-0 col Verona, me ne vado.
che ogni energia è fondamentale. Dai, scorri tempo, vai Dio Cronos, vai Cronos. Siamo sempre la classifica è così. Verona sta lottando per retrocedere, ovviamente. Tattiche. Togliamo il soldato. Mettiamo Ostigard. Abbiamo sempre i terzini, ragazzi, che sono sempre a pezzi. Oh. Anghissà, Raspa, 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 Raspa! Bravo Raspa. Mi convince più Raspa di Simeone, che uno di due lo venderò sicuro il prossimo anno. Bravi, dai, bravi, Raspa ancora. Chiaro che me deve cominciare a perdere qualcosa, però, perché è inumano la C Milan di Milano. Dormita o Meret fa un buon miracolo. Bravo Meret. Bravo Zielinski. Lozano, Di Lorenzo, Rachmani, Olivera, Anghissà, Zielinski. Il sogno scudetto ancora vivo, ma difficile. Di Lorenzo, Zielinski. Milan è più abituato, ovviamente. Attenzione ancora per Raspa. Raspa, bravo, qua non ti può purtroppo. Dai che la partita è andata. Andiamo a casa, grazie. Punizione, non mi dà bei ricordi sta punizione, vedendo quello che è successo col Bayern. Verdi. Mamma mia, traversa, gol. Niente, adesso punizione, devo prendere gol. Peccato per il clean sheet. Ma buona vittoria, ben fatta. Adesso vediamo insieme la sconfitta del Milan con la Lazio, me lo sento. Dai raga, dai raga, dai raga. Adesso la Cremonese in casa, altra partita da vincere, poi... Bravo Anghi. Ok. Andiamo al vice, siamo in... dobbiamo lasciare, dobbiamo... Milan ha vinto, vabbè, Fiori, ma non è possibile che le vinca tutte, dai, vabbè. Stiamo proprio girando i maroni, calendario, noi abbiamo ancora, abbiamo Roma Inter, sì, ciao, salutiamo il campionato. Avremo ancora lo scontro diretto comunque, quindi una minima chance, cioè, vediamo cosa hanno invece loro. Hanno la Champions che è importante, hanno la Juventus, il City, però ragazzi in campionato hanno le squadrette, ma la vedo improbabile purtroppo. Ho giocato con la Cremonese, ho vinto 4-0, ho vinto anche il Milan, quindi non cambia niente. E adesso ci giochiamo un altro obiettivo, che qua siamo, partiamo da una situazione negativa. Vai ragazzi, ma stavolta li tengo calmi, divertitevi. Vediamo, ha fatto un miracolo col Bayern Monaco, che per poco si passava. Vediamo se riusciamo magari a passare con la Lazio. La Lazio giocherà chiaramente iper difensiva. Vediamo se salta un altro obiettivo. Ma la Champions è chiaro che verrà l'obiettivo principale. È il campionato. Si è giocato a Milan con la Juve, una delle ultime chance. Guarda che no, sì, pure Fiori basta. Ogni volta che dobbiamo fare un'eliminazione diretta, i portieri diventano così. Basta, grazie. Mi sarei rotto anche i maroni. Cavolo Botka, ma chiaramente lo prendono loro. Nel primo tiro. Un Napoli che gli manca quel qualcosa per vincere, incredibile. Pazzesco.
Lazio prende 3 peli dal Milan, ovviamente con noi fa la partita della vita. Che bello. Tutto regolare, tutto regolare. Che da fare? I loro portieri fanno i miracoli quando serve, il mio mai. Devo scalare un Everest. Non capisco sto crollo. Una prima parte sembravamo imbattibili. Non comprendo, sinceramente. 2 gol per andare ai supplementari. Anche se Osimhen ora un miracolo? No, invece no. Dai Osimhen, dai. Anche se è stanchissimo. Madonna, i miei si stancano con niente, però. Mamma mia. Che vittime che abbiamo. Dai, fratelli. Dai, che anche con la Lazio è tranquillamente fattibile. Zelinski. Okafor. Vai Osi, niente. Provedel, il mitico Provedel, il mitologico Provedel, perché è mitologico Provedel. Anderson, Sergei, Pedro, Valeri. Valeri show, ragazzi. Luis Alberto, Sergei. Niente da fare, non possiamo vincere nulla questo primo anno. L'abbiamo abbastanza capito. L'abbiamo capito, raga. Per carità, abbiamo fatto 2 tiri, due tiri, ma fatto, quindi non stiamo giocando bene. Però, c'è proprio questa impressione che non possiamo vincere, sinceramente. Vorrà dire che, contando che, mamma mia, immobile. Contando che la prossima stagione è l'ultima, che abbiamo un obiettivo di 2 anni. Se non vinciamo, devo fare tutto il prossimo anno, praticamente. Almeno liete novelle del campionato. Milan Juve 0-0. Speriamo in una lieta novella, almeno là. Usciamo malamente anche dalla team cast, ragazzi. Fratesi! Adesso l'Eurogol che non serve a niente. L'Eurogol adesso che non serve a una cifra. Usciamo così. Ancora con un 2-2, incredibile. Andiamo di coraggio. Almeno sembra aver pareggiato, speriamo sia così. No, all'82esimo il Milan perde! Non sono stato così contento. Porca miseria, possiamo 6 punti di svantaggio, ma 2 partite possiamo andare a pari merito. 11 milioni, budget 48, abbiamo anche soldi, perfetto. Buon raga, sotto il comandante veneziano, adesso abbiamo il campionato, dobbiamo assolutamente andare agli stessi punti del Milan per giocarci lo scudetto. Abbiamo perso Champions e Coppa Italia. Alla prossima. Ciao!